È il giorno della verità, quello atteso da parecchie settimane, se non da mesi, a distanza di quasi un anno, 355 giorni dopo la retrocessione in promozione, la Messana scende in campo per vincere il campionato e riconquistare l'eccellenza. Nella 26esima e ultima giornata la squadra di mister Cosimini torna sul sintetico del Sorbello Stadium di Bisconte per affrontare il Città di Villafranca. Giallorossi reduci da 5 vittorie consecutive, l'ultima raccolta proprio qui a Bisconte per 3-1 contro l'Atletico Messina. Gli ospiti nell'ultimo turno hanno vinto per 4-0 sulla Promende e si sono guadagnati il terzo posto in classifica. Il timoniere mister Giuseppe Cosimini che schiera così l'ultimo 11 del suo campionato: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Misiti, Ventra, Ferraù, Gargiulo, Cannavò, Mondello. A disposizione Crupi, Ardiri, Crisafulli, Gazzè, Viscuso, Giuseppe Bonasera, Catalfamo, Arena e Barbera. Fischia il signor Azzolina di Ragusa, gli assistenti sono entrambi di Palermo, Leone e Biondolillo. Prima del fischio iniziale viene osservato un sentito e caloroso minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella. Tutta la nostra redazione si stringe al cordoglio e al lutto dell'intera comunità e dei familiari. Partiamo allora col film del primo tempo. La prima chance dopo appena un minuto, tiro al lato di Ferraù. Al quinto è Rizzo che cerca di combinare con Cannavò l'inserimento del centrocampista, il pallone che però termina alto dalla destra. Al settimo cerca lo schema sul calcio d'angolo la Messana liberando al limite dell'area Ferraù. Mancino come sempre pericoloso viene deviato e termina tra le braccia di Taranto. Al sedicesimo Mondello, il suo pressing funziona, non è falloso. Cannavò allora lo manda al cross dalla sinistra, Mondello esegue il pallone sporcato, termina sui piedi di Giosuè Bonasera. Stop, conclusione, il classe 2007 aspetta l'ultima giornata per fare il primo gol del suo campionato, una rete che va a certificare il valore di un under clamoroso in questa stagione per la Messana. Trovato il vantaggio però i padroni di casa non si accontentano, continuano a spingere, vogliono raggiungere l'obiettivo. 19esimo lancio di Tricamo che apre la corsa a destra di Antonio Ventra, il bomber giallorosso punta l'area di rigore, vorrebbe il gol in quest'ultima giornata. Taranto dice no in uscita, ma lì c'è lui, c'è Cristian Ferraù che fa 2-0 con il sinistro preciso, chirurgico. Ancora un gol in una stagione esaltante per Ferraù, tra i leader tecnici di questa Messana. Siamo al 20esimo al Sorbello Stadium di Bisconte, il Villafranca non vuole fare soltanto la comparsa, azione propizia dalla destra con il pallone che finisce a centro area, buono per Davide Spadicchia che la mette giù, va alla conclusione col mancino, bravissimo, con un balzo felino a respingere Riccardo Ferrara. Minuto 26, doppio tentativo di respinta invece la difesa biancoverde, destro improvviso da parte di Mondello che vorrebbe la rete personale ma Taranto si distende bene. Minuto 27, Rizzo manda a Cannavò, poi il lancio di prima su Ventra che difende bene, scaglia il mancino, parata comunque centrale in due tempi per Taranto. 33esimo Ventra bravo a far correre a destra Giosuè Bonasera, palla all'indietro, Ferraù non arriva con la coordinazione giusta e si impenna la sua conclusione. L'ultima chance al 45esimo è per gli ospiti, calcio di punizione affidato al destro sapiente Nino Bellamacina, pallone centrale tra le braccia di Ferrara. Finisce così il primo tempo, la Messana vede sempre più vicina la promozione in eccellenza dopo i primi 45 minuti al Sorbello Stadium. 2-0 contro il Città di Villafranca, inizia la ripresa, bastano 30 secondi a Mondello per sfondare sul lancio di Misiti. Mondello forse troppo altruista nell'occasione, preferisce mettere in mezzo, allontana Prince Bonda. Iniziano i cambi, dentro Ardiri per Fragapane al 51esimo, 53esimo il Villafranca cerca il gol che potrebbe dimezzare le distanze, lancio da parte di Bellamacina per Riccardo Libro che sorprende alle spalle proprio il neo entrato Ardiri che lo tocca così, e per il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore. Nonostante le proteste dal dischetto si presenta Bellamacina ipnotizzato da Riccardo Ferrara che vuole mantenere la porta inviolata, vuole dimostrare di essere, come dicono le statistiche, il portiere più forte di Sicilia. Entra Peppe Bonasera al posto di Mondello quando siamo al 55esimo. Al 58esimo arriva la standing ovation meritata per Ferraù, al suo posto Barbera. 62esimo prosegue con i cambi mister Cosimini, è il momento del giovane Michele Crisafulli che va a subentrare sul terreno di gioco a una delle colonne
portanti di questa Messana, Antonino Misiti. Minuto 66, bellissimo momento emozionante al Sorbello Stadium di Bisconte. Quella di oggi pomeriggio è l'ultima gara in carriera di Andrea Taranto, portiere del Città di Villafranca, che si prende abbracci e applausi da parte di tutti. Al suo posto Gualberti. Arriviamo al 68esimo, Messana che con i nuovi entrati cerca ancora di offendere. Bella combinazione a sinistra tra Barbera e Giuseppe Bonasera, sfera in mezzo, Cannavola mette giù, spara potentissimo col destro, la mette alta. 69esimo, l'ultimo cambio, c'è spazio anche per Gianluca Gazzè al posto di Gargiulo. Minuto 71, Rizzo vorrebbe la gioia personale, il pallone potentissimo ma finisce di un soffio oltre la traversa. Minuto 74, attacca Ventra che serve la corsa a destra di Tricamo, sfera in mezzo, il pallone finisce ancora sul secondo palo, Barbera all'indietro per Ventra che non riesce a trovare la gioia personale. Minuto 79, il gol alla fine arriva proprio in questo out mancino molto utilizzato dalla Messana nella ripresa. Peppe Bonasera per Barbera che aggira il difensore e col destro secco la scaglia alle spalle del portiere. Siamo nei minuti finali, si aspetta solo la festa. Fischia 3 volte il signor Azzolina, la Messana 11 mesi dopo torna in eccellenza. Missione compiuta per la formazione di mister Giuseppe Cosimini, alla prima vittoria tra i grandi, alla prima stagione tra i grandi dopo tanti successi nel calcio giovanile, numeri clamorosi, una stagione che verrà ricordata come quella degli invincibili, miglior attacco, 70 reti, miglior difesa, appena 9 reti subite, 0 sconfitte, 4 pareggi e solo vittorie, sono 22. Questi ragazzi hanno dimostrato veramente di essere invincibili, miglior attacco, miglior difesa, nessuna sconfitta. Nel calcio non c'è nulla di scontato, lo hanno meritato giorno dopo giorno con il lavoro, col sacrificio, con la parola che io sin dal primo giorno ho sempre voluto, gruppo. Soltanto col gruppo si possono fare questi risultati e la fame, perché ripeto non era scontato assolutissimamente. Tutti i grandi hanno fatto sì che questa squadra facesse un campionato assurdo e non abbiamo mai smesso di crederci. Non ci siamo mai potuti godere una vittoria perché eravamo sempre lì pronti a preparare la prossima, per cui questo risultato secondo me vale il doppio. Sono felicissimo perché avevo questa ambizione qui di cominciare con i grandi dopo grandi risultati con i giovani e quindi avevo questa voglia, questa determinazione quest'anno di poter portare la Messana in eccellenza. Naturalmente una grande società perché ci ha permesso di fare sin dal primo giorno, dal 29 luglio a questa parte, di essere organizzati. Il direttore ha fatto un lavoro straordinario e poi voglio ringraziare in particolare il professore Traguzzi, per me è un padre, ha fatto tanto, abbiamo già lavorato anche gli altri anni insieme, per cui sono felicissimo. E poi anche il preparatore dei portieri Claudio Sgro e per ultimo anche mio figlio, che non l'ho mai trattato da vice ma da collaboratore. Credo che si sia meritato ampiamente questa, chiamiamola, qualifica. Sappiamo tutti l'amarezza che c'è stata l'anno scorso quando abbiamo perso il play-out, però la società subito l'indomani è ripartita più forte di prima e vincere rimanendo qui è ancora più bello, però non è stato facile perché vincere non è mai facile. Farlo qui è veramente bellissimo perché oltre ad essere una grande società che non ci ha fatto mai mancare niente, è stato veramente un gruppo, ha vinto veramente il collettivo, perché tante partite è mancato Pepperizzi, è mancato Cannavo, è mancato Mondello, ma la squadra ha risposto sempre da grande gruppo e dal 29 luglio sei in semifinale di Coppa Italia e ha vinto il campionato, c'è un motivo, vuol dire c'è un grande collettivo, uno staff veramente che è preparato, che ci ha fatto sempre andare bene, è una società che ha curato i minimi dettagli. Grazie veramente a tutti, ragazzi eccezionali, ambiente importantissimo come conoscete adesso anche voi, e quindi un grazie in particolare va a mio fratello Ciccio De Luca, perché l'anno scorso se non c'era lui difficilmente poteva arrivare alla Messana, e quindi la Messana
oltre le delusioni che ci stanno nel calcio, mi ha regalato anche l'emozione. La delusione è stata l'anno scorso ho pianto, quest'anno festeggio. Tutti i ragazzi hanno dato una risposta in ogni reparto, il mister, gli organizzatori, abbiamo organizzato anche per sperare a qualcosa di meglio anche per il prossimo anno. Quindi siamo una grande famiglia e i giocatori fanno parte di questa grande famiglia e abbiamo notato che tutti vogliono venire alla Messana perché si trovano una grande famiglia e cresceremo insieme, o sprofonderemo insieme o cresceremo insieme, siamo sempre insieme nel bene e nel male. Questa è la forza della Messana. Partiremo da questa base, ci consulteremo in primo luogo col mister se come spero rimarrà alla guida di questa squadra. Cercheremo di mettere 2, 3, 4, 5 tasselli per fare, quantomeno per non fare l'eccellenza di 2 anni fa, di dire la nostra anche in eccellenza, e sono certo che qualcosa la potremo dire anche in eccellenza, poi non si sa mai.